come dicevo, appunto, da sempre noi abbiamo portato avanti questa battaglia nella convinzione che solo attraverso una gestione comunale ci potesse essere davvero una partecipazione democratica dei cittadini. Davvero da sempre i cittadini di Olzai hanno considerato questa risorsa quasi veramente da salvaguardare. Anche quando è nato il nuovo SAI probabilmente si parlava sicuramente di spese di gestione, di una gestione consortile che forse garantiva in questo senso anche una maggiore efficienza. Noi ci siamo ribellati già da allora e ci siamo attivati, ma quando parlo di attivarsi non significa semplicemente abbiamo detto no ad una gestione consortile, ma addirittura i cittadini volontariamente andavano e prestavano gratuitamente la manodopera proprio per appunto costruire la rete idrica e di tutto, cioè per tutto ciò che effettivamente rende efficiente il servizio. E perché dicevo che sono i cittadini che hanno vinto questa battaglia? Perché dobbiamo dire che noi abbiamo lottato sempre contro le diverse amministrazioni che si sono succedute, perché quando io dico che la politica ha altri interessi significa che anche le piccole amministrazioni sono sempre diciamo, devono rispondere ad altri, probabilmente non sempre alla loro comunità. E quindi magari appunto c'è stato per esempio un periodo in cui è stato di abbandono, di depositi, di inefficienza, perché si voleva far passare l'idea per esempio che il paese non fosse autosufficiente, quindi che l'acqua non fosse sufficiente per gli olzaesi. E invece tutto questo era determinato perché? Per rendere quasi obbligatoria una scelta consortile. Allora, siccome gli olzaesi invece non hanno ceduto, non possono cedere a tutto questo, sono andati personalmente a controllare ciò che accadeva veramente, se veramente questa mancanza d'acqua era determinata da inefficienza oppure da una questione insomma proprio della risorsa, una mancanza della risorsa. E invece abbiamo constatato che noi possiamo essere autosufficienti e che quindi questo era un atteggiamento per appunto costringere una comunità a fare scelte diverse, scelte non condivise. Ecco perché dico che la politica non si pone al servizio della comunità, questo è il nostro caso particolare. Ma questo, quello che volevo dire è che non riguarda soltanto la nostra situazione, per noi è molto più facile controllare, essere controllori, perché si parla di una gestione comunale. Per quanto riguarda le gestioni consortili che riguarderanno tutti i paesi vicini, si può fare la stessa azione e io dico in questo senso che bisogna sempre essere vigili e non permettere di lasciarsi, voglio dire, anche essere ingannati da questi atteggiamenti molto propagandistici che molto spesso non chiariscono quello che è il problema. Questo è, non lo risolvono.